Non ce l'ha fatta il 18enne rimasto gravemente ferito a Cimodolmo dopo essere stato travolto dall'auto dell'amico, era salito in piedi sul cofano, poi la caduta e l'investimento. L'incidente di Asolo con l'auto del 92enne colto da malore piombata sui 4 ragazzi in motorino, gravissime le condizioni di uno dei giovani feriti, un 16enne, per lui prognosi strettamente riservata. Paura in A27 all'altezza di Conegliano dove due auto si sono scontrate, una di esse ha preso fuoco, si tratta di una Mercedes che aveva appena tentato un'inversione a U, 2 feriti lievi. Omicidio di Paderno del Grappa, i carabinieri del RIS sul luogo del delitto, accertamenti approfonditi anche sull'auto del 39enne ucciso il 20 gennaio scorso. Ai domiciliari per furto, un 48enne di San Biagio di Callata si è tolto la vita prima dell'udienza di convalida, la scoperta da parte dei carabinieri andati a prenderlo per portarlo in tribunale. Turismo a Treviso, rinnovato l'accordo tra Comune e Camera di Commercio per la promozione fino al 2026, ma è polemica con gli albergatori invitati a migliorare l'offerta. L'addio a Sandra Milo, icona del cinema e dello spettacolo, tra i suoi ultimi amori anche un ristoratore trevigiano. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Treviso, buon lunedì. Allora, questi titoli, ma subito, come negli altri telegiornali, vi rilanciamo il sondaggio che avrà poi il suo esito questa sera a Ringa a partire dalle 21 con Christian Arboit. Parliamo di politica, parliamo della decisione del Consiglio dei Ministri, dell'ultimo Consiglio dei Ministri, tra le varie decisioni anche quello dello stop ai limiti per i sindaci, stop a qualsiasi limite sotto i 5.000 abitanti e terzo mandato tra i 5 e i 15.000 abitanti. Allora vi chiediamo, stop ai limiti, sindaci a vita, giusto? Se per voi sì, 0422 162 6691, se per voi invece no, 0422 162 6690. Come sempre la chiamata è gratuita, continuate a chiamare anche durante il telegiornale e anche nella prima parte di Ring e poi all'interno della trasmissione, come sempre, avremo il risultato di quello che voi ritenete giusto o meno. Lo rivedremo anche nel corso del telegiornale. Adesso apriamo la pagina della cronaca ampia, purtroppo, e con drammi che coinvolgono anche giovanissimi. Non ce l'ha fatta, infatti, Lorenzo Pietrusci, il 18enne di Ormelle, lo ricorderete, l'abbiamo raccontato domenica 21 gennaio, che per una sfida, una bravata, era salito sulla carrozzeria della macchina in corsa tentando di rimanere in equilibrio, un vero e proprio surf sul cofano dell'auto. Il giovanissimo è poi caduto a terra, lo ricorderete, venendo travolto dalla stessa vettura guidata da un coetaneo, parente della vittima, un cugino. Il suo cuore ha cessato di battere oggi all'ospedale di Treviso, dove era stato elitrasportato dopo il gravissimo incidente avvenuto ai campi sportivi di Cimodolmo. Ora per l'automobilista si potrebbe configurare un reato colposo. Doveva essere una serata di festa tra amici e parenti. In macchina 4 ragazzi tra i 17 e i 18 anni e poi il giovane sul cofano. Una serata finita in tragedia. E poi il 16enne in gravissime condizioni, in prognosi riservata, è uno dei 4 travolti in motorino dall'auto del 93enne colto da malore ieri sera a Pagnano d'Asolo. Sta lottando tra la vita e la morte in condizioni gravissime al Cafoncello di Treviso, il 17enne di Casella d'Asolo, coinvolto in un terribile incidente stradale a Pagnano domenica pomeriggio alle 17, quando un'auto condotta da Angelo Fantato, 93enne di Volpago, si è schiantata contro 4 ragazzini in moto. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare, i giovani sono stati trasportati tutti in ospedale con diverse ferite che però non avevano destato particolare preoccupazione, ma per uno di loro tutto è precipitato nella notte. Le sue condizioni si sono aggravate e per lui i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, una vicenda che ha sconvolto la comunità. Un ragazzo come tutti, gli piaceva le moto. Era una grande passione quella sua per le moto. Passione, una grandissima passione, no? Non grande. Non si sa come sia successo. I vicini non vogliono credere a quello che è successo a questo ragazzino che compirà 17 anni ad aprile, fresco del patentino per moto che ama da quando era piccolo. Suo papà ancora da piccolo le aveva regalato una mini moto per soddisfare la sua passione. Lui andava attraverso i campi e qui davanti alla sua casa c'è una pista da cavalli, però lui si scatenava con la sua mini moto. E dopo col crescere, va bene, si è fatto la patente dello scooter, andava con sto cross, ma sempre per i campi,
e purtroppo è successo quello che è successo e mi dispiace tantissimo. Si stringono tra il dolore e l'incredulità di quanto accaduto e l'enorme speranza che il giovane possa farcela. Una tragedia sfiorata sempre lungo la strada, procedeva contromano in autostrada quando si è schiantato frontalmente con un'altra vettura e poi l'auto ha preso fuoco. Paura oggi in A27, erano circa le 11:30 quando tra lo svincolo tra Vittorio Veneto Sud e quello di Treviso Nord in direzione Venezia due auto si sono scontrate e una di queste ha preso fuoco, come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l'auto divorata dalle fiamme, una Mercedes, procedesse contromano e la seconda macchina coinvolta, una Fiat Tipo, l'avesse centrata sopraggiungendo dalla corsia di sorpasso. Immediato l'intervento dei soccorsi che allora arrivano hanno trovato i conducenti delle vetture fuori, fortunatamente, dagli abitacoli. Rimasti feriti in modo grave sono stati comunque trasportati all'ospedale di Conegliano. Sul posto ovviamente i vigili del fuoco per domare le fiamme, Polstrada e ANAS. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo le 14, inevitabili le ripercussioni sul traffico, lunghe code e rallentamenti che si sono prolungati per ore. Ma non è finita. Poche ore prima, poco dopo le 7 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 51 in viale Menarè a Vittorio Veneto per un incidente stradale tra due auto, tra cui una finita fuori strada nel cortile di un'abitazione. 4 i feriti. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto finita fuori strada un uomo rimasto incastrato nell'abitacolo. È stato stabilizzato e portato in ospedale. Assistiti dai sanitari anche le altre 3 persone rimaste ferite, poi trasportate anch'esse in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico, anche in questo caso operazioni di rimozione dei mezzi durate 1 ora e mezza circa. Questi dunque una pagina davvero incredibile di incidenti, di tragedie lungo le strade a partire dalla morte del 18enne, l'abbiamo visto in apertura, 18enne di Ormelle per quella tragica sfida, il surf sul cofano dell'auto. E poi c'è l'omicidio di Paderno del Grappa con i carabinieri del RIS di Parma che oggi sono arrivati sul luogo del delitto. Nel primo pomeriggio il mezzo attrezzato dei carabinieri del RIS di Parma ha raggiunto il bosco a Paderno del Grappa, dove è stato trovato il corpo di Bleder Dedia, il 39enne ucciso il 20 gennaio. Hanno perlustrato la zona, effettuato accertamenti sul terreno. Si cerca ogni minimo indizio per dare un nome ed un volto al killer che ha colpito la vittima oltre 20 volte. Si cercano anche le chiavi dell'auto del 39enne che non aveva addosso quando è stato trovato il corpo. La macchina chiusa, forse a portarle via è stato lo stesso assassino, ma è tutto da accertare. E poi i rilievi e gli accertamenti sui vestiti dell'uomo. Non solo, ma è stata anche passata a setaccio la Mercedes di Dedia, sequestrata e portata nella caserma dei carabinieri a Castelfranco Veneto. Qui i carabinieri del RIS sono rimasti per l'intera mattinata. Nessuna traccia evidente era stata trovata all'interno dell'auto, ma non viene escluso che l'assassino possa essere arrivato nel bosco assieme alla vittima con la sua auto. All'interno i carabinieri avevano trovato il portafoglio dell'uomo e il cellulare e diventano fondamentali anche gli accertamenti che si stanno effettuando sul telefono del 39enne. Forse nei messaggi o nelle chiamate potrebbe esserci un indizio che possa chiarire questo omicidio. L'ipotesi più accreditata però rimane quella del delitto passionale. La rabbia con cui il killer ha ucciso il 39enne potrebbe far pensare ad un raptus oppure ad una vendetta premeditata. Ora bisognerà attendere i risultati degli accertamenti del RIS. Gli investigatori stanno battendo tutte le piste senza tralasciare nulla. Arresti domiciliari per un furto, ma poco prima di arrivare in tribunale si è tolto la vita nella sua abitazione. La tragedia è avvenuta a San Biagio di Callalta. Io mi stavo recando presso il tribunale quando ho ricevuto una telefonata dai carabinieri di Silea che mi avvertivano una certa difficoltà nel rintracciare il caldato. Ho provato a contattarlo anch'io, ma non ci sono riuscito e poco dopo mi hanno ricontattato dicendomi che avevano sfondato la porta e che lo avevano trovato purtroppo giacente sul pavimento.
Avrebbe dovuto presentarsi all'udienza di convalida dell'arresto per un furto commesso ieri a Silea. Era stato scoperto in flagranza a cercare di introdursi all'interno di un vecchio mulino adibito a ricovero. Aveva portato via un mazzo di carte, poi restituito. Andrea Caldato questa mattina si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione di via Alfieri numero 6. Qui viveva da solo. I carabinieri erano andati a prenderlo. Aveva finito di scontare i domiciliari ad ottobre. Vi era finito per aver commesso una rapina in concorso in un'abitazione a Santa Bona, difeso anche in quel caso dall'avvocato Mario Nordio, profondamente scosso dall'accaduto. Mi sembrava che fosse relativamente tranquillo, anche perché aveva un'attività lavorativa. Evidentemente non era così e questo malessere, questo disagio interiore di cui soffriva ha preso il sopravvento. E aveva mai dato segni attraverso le parole, parlandone con lei? Sono quelle parole che si dicono a cui non si dà importanza, perché fondamentalmente lui ha sempre sostenuto che ci fosse se non un complotto della giustizia nei suoi confronti, comunque che la sua situazione fosse stata manipolata da terze persone. Caldato aveva un'altra denuncia pendente per stalking. Era stato denunciato dall'ex compagna che aveva ottenuto l'affidamento esclusivo del loro figlio. Era finito in quella circostanza sui giornali per aver ripreso i vestiti della donna a bruciare su un barbecue ed aver a lei inviato quelle immagini pesanti, convincendola così a sporgere denuncia. Procedura vuole che questa mattina l'udienza di convalida si sia dovuta svolgere ugualmente, con la chiusura della pratica, si dice in gergo, per estinzione del reo. Ed è durata 7 ore fino a metà pomeriggio, quella che di fatto era la prima udienza dibattimentale sul caso di Mattia Battistetti, l'operaio 23enne morto nell'aprile del 2021, schiacciato da un carico di 15 quintali che si era staccato da una gru in un cantiere dell'azienda edile Bordignon a Montebelluna. La giornata è stata segnata dalla deposizione del 33enne kosovaro Arben Shukolli, l'abbiamo visto poco fa nella foto, il collega di Battistetti parzialmente travolto dal carico e che nell'incidente riportò ferite molto gravi a una gamba e alla schiena. Ho sentito un botto, ha detto l'uomo in aula, poi un forte dolore dietro la schiena. Quando mi sono liberato dal peso ho visto Mattia sotto il materiale edile, morto. E ancora, non abbiamo sentito nulla, ha spiegato il collega, né avvisi sonori né richiamo del gruista. E avevamo anche guardato in alto per vedere che la gru non fosse sopra le nostre teste. Questi alcuni dei passaggi cruciali della deposizione, mentre si avvia a conclusione la raccolta firme per istituire il reato di omicidio sul lavoro, sostenuta nel Trevigiano anche dai familiari del giovane Battistetti. L'abbiamo raccontato proprio ieri nel corso del nostro telegiornale. A Treviso con le tensioni in piazza Borsa, l'esasperazione dei residenti, i ragazzi giovanissimi che si affrontano molto spesso, troppo spesso, soprattutto nei weekend. A parlare è anche Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, che ha sede proprio, lo sappiamo, nel quadrante più caldo della città. Troppa arroganza, dice Pozza, colpa dei genitori. C'è un'arroganza da parte di questi ragazzi, di queste ragazze nei confronti delle istituzioni che veramente lascia sbalorditi. Ma questi genitori come educano questi ragazzi? Io ho visto imprecare i ragazzi contro le forze dell'ordine senza fargli niente. Non solo una diagnosi, è più uno sfogo quello di Mario Pozza, che Piazza Borsa con le sue dinamiche la conosce bene, visto che qui ha sede l'ente camerale. Pozza stesso nel luglio scorso, uscendo dall'ufficio, era stato minacciato con una bottiglia da un giovane straniero. La tensione di sabato scorso con le 2 minorenni che si sono accapigliate non è che un episodio cui si aggiungono sempre nel weekend 2 violenti alterchi avvenuti alle giostre di Vittorio Veneto con un 17enne e una 16enne feriti. Il fenomeno è generale. Si sta degenerando qual è, direi, il comportamento che arriva purtroppo ai fatti che si notano e si vedono tutti i giorni sui giornali. È un problema di educazione. Parla di valori Mario Pozza, che chiama in causa direttamente le famiglie, pensiero che fa anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che pure sottolinea come il centro sia monitorato dalle forze dell'ordine. È evidente che questi ragazzi custodiscono dentro di loro un vuoto familiare importante. Poi se c'è una minoranza di giovani disturbatori e maleducati, questi vanno accompagnati in un percorso educativo attraverso tanti strumenti che stiamo mettendo a disposizione. Proprio venerdì questo alla sede del progetto Giovani presenteremo ai ragazzi il servizio civile
che anche quella è per loro un'opportunità, per i ragazzi dai 18 ai 28 anni, di mettersi alla prova, di entrare in dei contesti lavorativi. Da Kasugana l'appello ai genitori maggiormente in difficoltà a farsi avanti e contattare i servizi sociali. Sarebbe interessante se ad esempio i genitori dei ragazzi segnalati si rivolgessero ai servizi anche dei loro comuni, non ovviamente del comune capoluogo per forza, per capire come poter gestire magari questa fascia adolescenziale spesso, anche se poi ci sono degli innesti di adulti facinorosi e poter quindi fare un lavoro insieme. Intanto sulla riqualificazione del quadrante di Piazza Borsa è stato fatto il punto da Comune e Camera di Commercio. A febbraio ci sarà la conferenza dei servizi. Una volta che il piano urbanistico verrà approvato si avvierà l'iter per i lavori. Tra maggio e giugno il progetto dovrebbe approdare in Consiglio Comunale e per fine anno si confida che possano partire i lavori. Restiamo a Treviso, il turismo a Treviso è stato rinnovato l'accordo tra Comune e proprio Camera di Commercio per la promozione e la programmazione fino al 2026, ma è polemica con gli albergatori che sono stati invitati a migliorare l'offerta. Dopo l'anno più turistico di sempre, che ha visto a Treviso tra gennaio e novembre 180.000 arrivi con un flusso di 356.000 presenze in città, è stato rinnovato il protocollo tra Comune e Camera di Commercio per la promozione e la programmazione turistica attraverso mostre, eventi culturali e sportivi da qui al 2026, anno che con le Olimpiadi invernali e la candidatura di Treviso a capitale italiana della cultura potrebbe diventare il miglior volano per la città. Sarebbe davvero un mix di opportunità sportive e culturali che potrebbero far crescere la nostra città che comunque continuerà a crescere grazie anche a questo accordo fatto con la Camera di Commercio, quindi una sinergia, una condivisione di progettualità e poi grazie anche alla partecipazione di tutti i privati della nostra città. Ma è proprio in relazione al coinvolgimento dei privati che parte la bordata del presidente dell'ente camerale nei confronti degli albergatori. Treviso negli ultimi anni si è dotata di un'ottima offerta di bed and breakfast e appartamenti per locazioni turistiche. Gli alberghi potrebbero fare di più. Per quanto riguarda poi la ricezione, ovviamente qui invito gli albergatori a programmare, a dare insomma quello che un turista si aspetta in una città, in una provincia come Treviso. E a Treviso manca un po' questa accoglienza di un certo livello. Questo è quello che mi viene ogni volta detto da chi ho modo di incontrare che passa per Treviso. Le amministrazioni pubbliche, continua Pozza, sono al loro fianco per quanto di competenza, anche organizzando eventi importanti come ad esempio il Forum Pimes che l'anno prossimo porterà a Treviso rappresentanti di 21 paesi dell'America Latina. Con ambasciatori, con ministri, con autorità e ovviamente bisogna dare anche un'accoglienza. Non è che non ci siano, per carità, ma c'è magari chi vorrebbe qualcosa di più. Anche il Comune, assicura il Sindaco, farà la sua parte. Il privato investe a fronte di una programmazione e soprattutto di prospettive future. Questo accordo va esattamente in quella direzione perché oggi ci siamo reciprocamente presi l'impegno di continuare ad investire bene le risorse nel 24, 25 e 26 con la speranza che a fronte di queste rassicurazioni per il futuro anche i privati si sentano forti di voler investire nelle proprie strutture. Vogliamo far crescere anche le strutture alberghiere, sia nel numero che nella qualità. Intanto in città scatta da domani l'allerta rossa prevista dalle misure antismog nel caso di livelli delle polveri sottili che sia superiore a 50 microgrammi per metro cubo per 10 giorni consecutivi. Dunque dalle 8:30 alle 18:30 del lunedì alla domenica vietata la circolazione ai veicoli a benzina Euro 0, 1 e 2, alle vetture e ai veicoli commerciali a gasolio Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Per i veicoli commerciali il divieto sarà valido nella fascia oraria 8:30, 12:30, questo da domani. Un altro tema di città, ma non solo, l'Ater di Treviso ha deliberato la ristrutturazione di una serie di appartamenti non edilizia residenziale pubblica da destinare alle giovani coppie. Insomma, parliamo della questione casa.
Troppo ricchi per entrare nelle graduatorie delle case popolari, troppo poveri per poter prendere un appartamento in affitto nel libero mercato. Semplificando al massimo può essere definita così la situazione nella quale si trovano molte giovani coppie che vorrebbero metter su famiglia, ma vuoi per lavori precari, vuoi per basse retribuzioni, pur lavorando fanno fatica a trovare una casa dove andare ad abitare. Proprio per andare incontro a queste persone, l'Ater di Treviso ristrutturerà un gruppo di alloggi non ERP. Proprio per dare una risposta anche a un ceto medio che è la giovane coppia, abbiamo deliberato di ristrutturare, mi sembra 12 o 14 alloggi di edilizia non ERP ma del libero mercato, quindi a immobili che andranno fuori sui 200-300 euro d'affitto, ma potranno dare la risposta a quelle giovani coppie che oggi non trovano nel libero mercato e non riescono a rientrare nelle graduatorie ERP. Questi alloggi vanno ad aggiungersi ai 24 nuovi appartamenti inaugurati in via Castagnola a dicembre e messi a disposizione nel nuovo bando di Treviso, più altri 24 nel lotto a fianco, mentre stanno partendo i lavori dei primi 36 nuovi alloggi di Monigo. Ater sta investendo anche in ristrutturazioni per appartamenti che a causa delle spese condominiali altissime sono vuoti, come al Biscione di San Paolo, dove sono partiti i lavori di efficientamento energetico per quasi 2 milioni di euro, lavori che una volta ultimati renderanno appetibili una trentina di alloggi ora vuoti. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, andiamo a Quinto di Treviso, una polemica perché oggi sono iniziati i lavori di taglio degli storici tigli di via Piave, un viale alberato nel centro del paese. Sconcerto tra i cittadini che hanno osservato gli operai al lavoro per l'abbattimento dei tigli, vediamo nelle immagini. Dobbiamo rifare il marciapiede danneggiato delle radici degli alberi, spiega la sindaca Stefania Sartori, e non c'erano alternative al taglio radicale dei tigli. Abbiamo partecipato a un bando provinciale, continua la sindaca, per piantare altri alberi nelle vicinanze delle scuole. Resta però la polemica tra i residenti di via Piave per questo taglio di alberi. A proposito di ambiente, a Conegliano, a Valdobbiadene, anzi nel pomeriggio, un importante incontro per parlare di sostenibilità del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene di OCG. Un patto sottoscritto oggi a Villa dei Cedri alla presenza del governatore Zaia e anche la presentazione del rapporto sulla sostenibilità del Conegliano Valdobbiadene. Confermati gli indicatori che vedono una drastica riduzione dell'uso dei fitofarmaci e una maggiore attenzione all'ambiente anche attraverso l'accordo tra le diverse comunità per la creazione di microbacini di laminazione per la raccolta dell'acqua nei pressi dei vitigni. Un mondo, quello del Prosecco, che piace ai giovani. Oltre il 55% delle imprese del settore stanno infatti effettuando il passaggio generazionale, lo ha detto nella sua relazione la presidente del Consorzio di tutela del Prosecco, Elvira Bortolomiolla. Tra gli ospiti, dicevamo, c'era anche il governatore Luca Zaia, che ha parlato anche della protesta dei trattori. L'abbiamo raccontata sabato a Venezia, tra Mestre e Venezia, ma è una protesta che continua in tutta Italia in questi giorni e in queste ore, anche nei prossimi giorni. Zaia si è appellato al governo e ha detto vanno sentite le loro ragioni. Però un conto è la protesta, poi ci va la proposta, qui rischiamo di fare un'altra volta i forconi. Ma sì, loro hanno ragione a porre queste questioni. Io non sono ministro dell'agricoltura, ma non è che mi chiamo fuori. Quando ho avuto io le proteste le ho affrontate. Io ho avuto la stagione dei blocchi stradali per il crollo del prezzo delle carni di maiale, ho avuto blocchi stradali per i cavalli, ho avuto blocchi stradali per tutto quello che sono state le quote latte. Se c'è una legge oggi in Italia, la mia, del famoso negoziato europeo, penso che gli agricoltori indichino la via e vanno seguiti e il governo ascolti questi agricoltori. Cambiamo decisamente argomento, c'è stato tra i suoi ultimi amori anche un trevigiano. Parliamo della indimenticabile Sandra Milo, icona del cinema e dello spettacolo, che appunto scomparsa oggi. Esci fuori dal corridoio. Ma allora è una parte che devo fare. Sì. Mi hai preso per una delle tue attrici. Vai fuori. E pensare che la parte dell'amante Carla in 8 e mezzo Sandra Milo non la voleva neppure fare. Correva l'anno 1963 ed era un'Italia rigorosamente in bianco e nero, almeno su pellicola. Fu solo l'insistenza del maestro Federico Fellini a farle cambiare idea e catapultarla nella storia del cinema italiano e mondiale. Di Fellini fu musa e amante. Sandra Milo Sandrocchia, il vezzeggiativo del regista riminese, che poi la volle anche in Giulietta degli Spiriti, uno dei primi lungometraggi a
colori. «70 film sulle spalle, da Pupi Avati a Rossellini e Salvatores, ma Sandra Milo diventa anche volto della televisione. La sua immagine trasognante rassicura e strappa sempre un sorriso, ma è una leggerezza di grande sostanza», così parlava nel 2020 alla Mostra del Cinema di Venezia. Abbiamo necessità di amare e quindi non bisogna disperarsi, ci sono momenti brutti nella vita, si sa, basta, e passerà anche questo, forza e coraggio. Già l'amore, quelli di una vita. Lo stesso Federico Fellini, ma anche Bettino Craxi, Sandrocchia non ne ha mai fatto mistero, prendendo in contropiede il gossip eppure i benpensanti. Tra gli affetti più recenti c'è anche un trevigiano immortalato al suo fianco sul red carpet veneziano nel 2019. Si tratta di Alessandro Rorato, già ristoratore a Salgareda. «È un momento difficile, non sentivo Sandra da qualche anno», dice Rorato, «esprimo la mia stretta vicinanza alla famiglia, non me la sento di parlare oltre». A ricordarla oggi è il Veneto intero, dal presidente Luca Zaia alla Biennale del Cinema, che parla di icona capace di destreggiarsi dalla commedia al dramma. Al Lido Sandra è stata una presenza costante, un abbraccio corale lungo 90 anni di storia italiana. Parlava di amore Sandra Milo in quell'intervista e c'è nello scorcio più amato e fotografato di Treviso piantato un nuovo albero nel posto lasciato vuoto da quello abbattuto dal maltempo dell'estate scorsa, lo ricorderete, c'è un nuovo salice ai Buranelli. Appuntamenti. Il cadavere sta su. Il maltempo che a luglio ha colpito la Marca non aveva risparmiato nemmeno il salice piangente dei Buranelli. Lo scorcio amato dai trevigiani torna alla sua bellezza originaria con la piantumazione di un nuovo albero. È una ripiantumazione importante, più che altro simbolica, perché ormai tutti gli altri alberi li abbiamo riportati a dimora, anche con tipologie diverse, per resistere alle intemperie. Era uno dei simboli di Treviso, il salice degli innamorati dei Buranelli, che la furia del vento di quello che è stato un evento meteo straordinario aveva abbattuto. Vento che aveva sferzato il cuore della città di Treviso. Tra le zone più danneggiate, la penisola del Paradiso, cui alcuni alberi sono stati letteralmente sradicati. Abbiamo ricevuto incredibilmente tantissime telefonate, perché è chiaramente uno scorcio bellissimo di Treviso, però certo è il valore simbolico, vorrei ricordarlo, perché vale tanto quanto un albero nei quartieri, dove sono presidi di bellezza anche nei quartieri di Treviso, però è chiaro che chi si sposa qui o chi vuole passare un momento con la propria innamorata o il proprio innamorato sicuramente ritroverà un salice a cui i trevigiani tengono molto. A donare il salice Centro Marca Banca, da sempre attenta alla realtà cittadina e che per prima ha voluto occuparsi della sistemazione di un angolo romantico e caratteristico di Treviso. Gli innamorati avranno ancora una volta un salice su cui baciarsi e ricordare un momento felice della giornata. E adesso andiamo nel Bellunese. C'è la cronaca in primo piano, ha scosso tutta la comunità di Val di Zoldo, la notizia della morte di Martina Barsh, 71enne, scomparsa attorno alle 10 di questa mattina a causa di un malore che l'avrebbe colta mentre era in auto dal cortile di casa a Pianaz, mentre stava appunto risalendo la rampa per rimettersi sulla Comunale. In prossimità dello scollinamento l'auto, probabilmente senza controllo, è scivolata sul ghiaccio finendo nel torrente che costeggia la stradina. Inutili i soccorsi. Prima ad arrivare sono stati i vigili del fuoco, come vediamo nelle immagini, i volontari di Zoldo seguiti dai sanitari dell'ambulanza e successivamente dall'elicottero del SUEM. Sposata con Roberto Rizzardini, ex marigo della Regola di Zoldo, Martina Barsh era conosciutissima in valle per aver gestito col marito l'albergo Bosco Verde a Mareson. Un dolore grande, ha commentato il sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin, che ha trasmesso alla famiglia le condoglianze di tutta la comunità zoldana. E poi c'è lo sdegno per quest'atto di emulazione di Fleximan avvenuto a Santo Stefano di Cadore. Ci sono gli autovelox e i velox presi di mira, divelto il box Prevelox posto in via Udine a nemmeno 100 metri dal luogo esatto in cui lo scorso luglio Angelica Utter investì e uccise il piccolo Mattia Antonello, il papà Marco e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin.
È bastato svitare 2 bulloni per far sbilanciare il box Prevelox di via Udine a Santo Stefano di Cadore, che da domenica notte giace appoggiato a un muretto a poche decine di metri oltre il luogo in cui nel luglio scorso si consumò la tragedia provocata da Angelica Hutter. Ci assale un senso di sconforto nel ricordo del piccolo Mattia, di Marco Antoniello e della nonna del bimbo Maria Grazia Zuin, nella consapevolezza che quel dissuasore di velocità nulla avrebbe potuto, e non solo perché al suo interno non è mai stato collocato un rilevatore di velocità. È un atto di emulazione, appunto se ne parla tanto, e quindi è sicuramente un atto di emulazione, anche perché comunque firme non ci sono, voglio dire. È successo domenica mattina, sabato notte, insomma, quindi io presumo sia stata una ragazzata. Qualche residente che preferisce parlare lontano dalla telecamera racconta di una scorribanda di ragazzini fra sabato e domenica che hanno disturbato il centro del paese. A qualcuno di loro potrebbe essere balenata l'idea di imitare lo sconosciuto Fleximan, che con un flessibile sta abbattendo i pali su cui sono montati i rilevatori di velocità. In questa zona qui abbiamo ancora il ricordo terrificante dell'incidente che è avvenuto, ci sono stati 3 morti, quindi diciamo sicuramente fra gli autovelox che ci sono è stato proprio il meno adeguato da abbattere sicuramente. Una postazione non funzionante che l'amministrazione intende rendere operativa al più presto, compatibilmente con i fondi a disposizione e con la carenza di personale. Attualmente Santo Stefano di Cadore è senza vigile come gli altri 4 comuni della Valcomelico, e l'auspicio è che insieme possa essere trovata una soluzione. L'ideale, spiega la vice sindaca, sarebbe fare controlli mirati, ma ci vogliono almeno 2 agenti e non ce n'è nemmeno uno. Intanto oggi sono stati richiesti i preventivi per ripristinare il box in via Udine. È un rettilineo, qua sfrecciano regolarmente, e dopo l'incidente che è avvenuto il Comune di Venezia, comunque ci tengo a dirlo, si è reso disponibile ad aiutarci, e abbiamo fatto anche dei preventivi adesso per mettere anche dei semafori intelligenti, almeno per ottenere un risultato, diciamo, immediato. Anche se qualcuno va oltre la velocità consentita viene fermato. Vediamo se riusciamo a mettere almeno questo in funzione, insomma. A proposito di Venezia, c'è una comunità, quella di Favaro Veneto, che certo non ha dimenticato quella storia terribile, una ferita ancora aperta. Ovviamente per primi i familiari, che non hanno voluto commentare quanto accaduto a Santo Stefano di Cadore in queste ore, ma sulla vicenda, su questo davvero ragazzata folle, idiota di emulazione, è intervenuto il presidente della municipalità di Favaro Veneto. Già togliere un autovelox è di per sé un atto di inciviltà deplorevole che va sconfessato in ogni modo e in ogni maniera, ma farlo anche nella strada dove è avvenuta quella tragedia è anche un'offesa nei confronti di chi ha patito quella tragedia. Un gesto che ferisce, perché riporta con la mente al giorno in cui Angelica Hutter ha travolto e ucciso il piccolo Mattia Antoniello di 2 anni, il papà Marco di 47 e la nonna Maria Zuin di 64, tutti di Favaro Veneto. I familiari hanno scelto di non commentare questo gesto, definito un atto di emulazione di Fleximan o più probabilmente una ragazzata, ma ferma condanna arriva dal presidente della municipalità di Favaro Veneto. È evidente che chi commette questi gesti, oltre a commettere un gesto grave in sé che nel 2024 ci aspetteremo non venisse commesso, commette un atto di offesa nei confronti della comunità. Nel caso di Santo Stefano di Cadore è un'offesa anche nei confronti dei parenti delle vittime di questa tragedia che ha scosso l'intera Favaro Veneto, ma credo anche l'intero Veneto. Fare un gesto come quello che è stato fatto nella strada dove è successo quella gravissima tragedia è un'offesa ancora più grave rispetto a quanto hanno già dovuto patire, soffrire, quanto già stanno soffrendo, perché purtroppo è una sofferenza senza fine evidentemente. Quindi chi l'ha fatto dovrebbe solo che vergognarsi. Mancano davvero una manciata di ore alla pronuncia del Comitato Olimpico Internazionale, che dovrà dire se le gare di bob, slittino e skeleton si potranno svolgere a Cortina, e in provincia di Belluno cresce la preoccupazione. Quella espressa oggi dalla CGIL con la categoria degli edili riguarda il tema della sicurezza dei lavoratori che potrebbero essere impegnati nella costruzione dello sliding center. I tempi sono stretti e nel cronoprogramma non compare l'indagine sulla presenza di ordigni bellici nell'area interessata dal futuro cantiere. Si legge nella nota in cui Camera del Lavoro e Fillea spiegano come la pista del bob non è lontana dalle zone interessate dai bombardamenti della Prima Guerra Mondiale ed è limitrofa alla località di Cadin, incendiata dalle granate austro-ungariche nel 1916. Chiediamo una immediata bonifica dell'area, scrivono Denise Canova e Ilaria Sperandio, che ritengano che un rischio del genere, pur limitato, non possa essere assolutamente accettabile.
Un sentiero lungo Lardo che non è soltanto un sentiero che non passa più lungo il torrente che attraversa il capoluogo. Interviene insieme per Belluno Bene Comune, un progetto incomprensibile, dice la lista, e costoso, di cui non vi è traccia né nel bilancio che nel piano investimenti e delle opere pubbliche. Un progetto ambizioso da 1.800.000 euro, di cui 500.000 messi a disposizione dall'ente parco. A parole il sentiero del Lardo dovrebbe seguire l'asta del torrente, in realtà non lo tocca nemmeno, se non per brevi tratti. Sono due cose distinte secondo me, i due progetti, Asta e Lardo e il sentiero che porta a Belluno. Secondo me poteva andare anche seguire la strada facendo questo benedetto marciapiede che collega Bolzano Bellunese a Vezzano in un tratto di strada che è molto pericoloso, costeggiandola per circa 800 metri e ricollegandosi poi al tracciato che ha individuato l'amministrazione. Più che un sentiero, quello proposto è un collegamento tra la città e l'entrata del parco che, attraversando fondi privati, qualche problemino lo darà a causa delle necessarie procedure di esproprio. Insieme per Belluno Bene Comune ha analizzato la documentazione allegata alla delibera che annuncia il progetto. Dati per certi, i 500.000 euro erogati dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, resta da capire dove e come si troverà la somma necessaria fino al raggiungimento di 1.800.000 euro. Rimangono questi 1.300.000 euro di cui non vi è traccia né nel bilancio previsionale, né nel piano opere pubbliche, né nel piano investimenti. Per la verità in questi documenti non vi è traccia proprio dell'intero progetto, per cui non riusciamo a comprendere né il contenuto del progetto né come questo, quando e come potrà essere finanziato. Il progetto del sentiero del Lardo sarà oggetto di un'interrogazione pronta ad essere discussa al prossimo Consiglio Comunale, visto che quello di gennaio è saltato per mancanza di argomenti. Se sarà o meno quello il tracciato previsto lontano dal Lardo, se e come saranno recuperati i fondi necessari, resta comunque un forte rammarico. Rammarica un po' che se andiamo fuori dalla strada non si passi per il bosco delle castagne. Credo sia doveroso perché fa parte della nostra storia, soprattutto di Bolzano Bellunese. Vi lascio al meteo, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Giorni della merla con l'alta pressione, tempo stabile e mite, con qualche nebbia e con lo smog. Vediamo il dettaglio di martedì 30 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto con cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di velature. L'anticiclone è bloccato sul centro Europa e questa situazione favorisce la formazione di fitte nebbie in pianura insieme alla pessima qualità dell'aria, specie nelle grandi città. Le temperature si manterranno stazionarie, minime tra -1 e 0 gradi, massime tra 6 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla bassa pianura e sulla costa sarà probabile la presenza di foschie o nebbie, specie nelle ore mattutine e notturne. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prevarrà ancora il sole con qualche nube alta. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime invece sui 12-14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.